ma questo è mese che facciamo là con i confratelli che vengono, mica confratelli, siamo aiutati da amici che sono là, per te, quindi un rappresentante della Meria di Roma che ci ha aiutato assai a mettere la blocca e abbiamo riuscito di nuovo a fare un piccolo sforzo, abbiamo fatto una mostra in Peiroge, grazie alla Meria che ci ha lasciato una vecchia cappella, abbiamo fatto un logo, vogliamo fare un piccolo museo, ma è troppo complicato di fare un piccolo museo, non abbiamo mica i mezzi, ma di fare una mostra permanente, di fare in sorte che tutti i giovani che vogliono imparare la storia, che li possono volare vero, ci sono le scuole che ci chiamano di tanto che dicono poi muoiono a fare cosa, venite, allora noi i regimi, li spieghiamo appena la storia, è un affare importantissimo e come abbiamo detto abbiamo riuscito a fare con Pula gemella i nostri amici di Trastevere, che è il presidente di Trastevere, con la squadra di Gazinka e sono già venuti i romani a giocare e noi andremo con la forza a giocare. L'anno passato abbiamo riuscito una grossa scommessa c'era un fratello di San Giuseppe di Astia che gli è per tutto uso dunque face 2 anni era venuta a Maonna di Fiumarola in Bastia, quest'anno di San Giuseppe che gli è per tutto giustamente in Roma. Abbiamo fatto una messa magnifica con una processione, non ve ne parlo mica, abbiamo fatto veramente qualcosa di incredibile, di riuscire a fare qualcosa, non si pensava mica faceva carne, e noi abbiamo riuscito a farla. Bon, non è mica semplice, ci sono i strati, perché per l'intesa non è mica i mesi fa so che vogliamo fare, e quest'anno si Dio vuole, abbiamo previsto di fare una grande serata dopo la nostra messa, dunque per quelli che erano a Scienza di venire quest'anno in San Crisogono, ci sarebbero rimasto offerte tutta una serata di canti e di musica e tutto ciò che si può fare in giro al nostro lavoro. Siamo in contatto con la circonfraternita del Carmine, abbiamo fatto mettere anche una targa giustamente dove la gira a Maonna, perché giusto un piccolo fatto, quando è venuta a Maonna in Bastia ha dato la sua grazia a qualche sia che aveva perso la vista. Non può mica chiamare che un miracolo, perché so dimo, chi fa quei miracoli, già con le possiamo mica aiutare. Ma so io che fa i miracoli, c'è una giove. Allora c'è una persona in Bastia che aveva perso la vista, c'era una persona di Bastia che aveva perso la vista, quando è giunta a Maonna, in San Giuseppe, e lui ci si è fatto accompagnare dallo suo viola, aveva più di 90 anni, intoccando a statua, a sera, sentendo l'occhio che pizzicavano, un domani poi alle giù giornale, con i specchietti. Allora, non volevo mica parlare di miracoli, ma per marcare il corpo abbiamo fatto mettere una data con là giustamente per tenere l'uliamo, ecco là. Voglio parlare della sorge, di ciò che facciamo, allora vi lascio la parola al professore che va a parlare della storia.